Eccoci, oltre a me questa mattina a presentare il bando ho altre collaborazioni che sono il presidente di Lega Coop Veneto Adriano Rizzi, Simone Gamberini, il direttore di Coop Fond, che è il nostro fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione. Abbiamo poi i rappresentanti di alcuni promotori. Abbiamo Pierina Dalcin, che è il consigliere d'amministrazione di Coop Alleanza 3.0, Dario Montalbetti di Genera Imprese. Genera Imprese è uno strumento finanziario di cui Lega Coop si è dotata di recente e che sostiene soprattutto le imprese che intraprendono percorsi di innovazione, e Flavio Del Bono, che è il direttore del Master in Economia della Cooperazione dell'Università di Bologna, che ringrazio molto per la partecipazione. Il Master MUEC è per Lega Coop Veneto uno dei percorsi principali di formazione per gli imprenditori cooperativi, e io sono molto contenta di questa collaborazione. Come ex studentessa del MUEC e anche ex studentessa del professor Del Bono. Quindi partirei subito e passerei la parola ad Adriano. Sì, grazie, grazie. Intanto buongiorno a tutti e benvenuti. Laura Giacomini aveva già introdotto sia l'argomento e anche gli ospiti che poi si seguiranno con i loro interventi, insomma, che comunque ringrazio già anche per il contributo, insomma, fattivo che è stato dato al progetto. Coop Startup, per chi non lo conosce poco, nasce ormai è datato, diciamo, da molti anni, e nasce da una collaborazione Coop Fond e Lega Coop. Noi quest'anno, dopo un po' di tempo, insomma, ci siamo allineati ad altre regioni e intraprendiamo, diciamo, poi per la prima volta un'edizione Coop Startup Veneto. Avevamo anche noi uno sportello cosiddetto nuova impresa, ma quest'anno abbiamo voluto, come dire, un po' dare uno slancio ulteriore nel segno di quello che è un po', io credo, un'esigenza per tutte le associazioni di impresa. Insomma, noi ovviamente parliamo per noi, insomma, ma nel mondo delle imprese cooperative lamentiamo, diciamo, e quindi è anche un'autocritica che facciamo, a volte una mancanza di comunicazione rispetto a quello che è la forma cooperativa e quali sono anche le nostre eccellenze. E quindi lo scopo è sì, certamente, da una parte, come diranno meglio poi i miei colleghi, promuovere nuove imprese, ma tendenzialmente anche imprese fatte di giovani e su attività innovative, ma per me più in generale si inserisce in questo obiettivo che abbiamo come associazione di imprese, di far conoscere più e meglio la forma cooperativa. E in questo senso è più che apprezzabile la collaborazione che abbiamo con altre istituzioni del territorio, a partire dalle università, perché poi crediamo che effettivamente per rilanciare la forma di impresa particolare, insomma, che è la cooperativa, serve da una parte una maggior conoscenza della forma stessa, ma anche chiaramente il supporto di tutti coloro che in una prima fase, che è quella formativa per le giovani generazioni, in qualche modo possono dare un contributo
a una maggior conoscenza e promozione. Naturalmente non sto qua a dire quali sono dal nostro punto di vista i valori, i caratteri distintivi positivi della cooperazione, ma cercheremo appunto di farli apprezzare più e meglio anche attraverso iniziative di questo tipo. Ecco, io non mi dilungo oltre, perché i miei colleghi spiegheranno più e meglio anche come si articolerà il bando e come dal punto di vista, come concretamente poi si svilupperà lo stesso attraverso appunto una forma di promozione diretta e concreta, non solo dal punto di vista economico, ma anche con un percorso che tende soprattutto ad accompagnare nuovi potenziali cooperatori in un percorso che evidentemente ha come obiettivo per noi evidentemente la costruzione di nuove imprese cooperative e appunto la trasmissione di quelle che sono le caratteristiche positive che l'impresa cooperativa ha. Io intanto vi ringrazio e seguirò naturalmente con attenzione i vostri interventi ed eventuali anche domande, approfondimenti che saranno posti, e ridarei, non so come sia la regia, Laura, ridò a te la parola. Grazie. Grazie al Presidente Rizzi. Sì, se ci fosse qualche richiesta, qualche curiosità, è possibile scrivere in chat. Vedremo di rispondere poi al termine. Adesso lascio la parola al direttore di Coop Fund, Simone Gamberini. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito e grazie a Lega Coop Veneto per aver deciso quest'anno di affrontare per la prima volta l'esperienza di Coop Startup. Coop Startup è un progetto strategico di Coop Fund che nasce a supporto della promozione cooperativa di Lega Coop. È un progetto che nel tempo si è strutturato e ha definito anche la propria capacità di incidere, insomma, sulle realtà locali nelle quali si è sviluppato. Io volevo prima fare una brevissima riflessione, perché diciamo così non è scontato in una fase come questa decidere di avviare un percorso come quello di Coop Startup e di rilanciare in un qualche modo anche di fronte alla crisi che coinvolge molte cooperative, per un'associazione scegliere, diciamo così, di investire sulla promozione facendolo in modo così forte e diretto, rivolgendosi a una platea di futuri cooperatori. È un segnale, penso, di rilancio molto forte che la cooperazione Lega Coop in Veneto vuole dare anche al territorio, e penso vada colto in quella dimensione. Almeno noi di Coop Fund l'abbiamo colto in quella dimensione, anche nella volontà di supportare, come poi stanno facendo anche altre imprese cooperative, la rete dei soggetti che promuove e supporta Coop Startup. I dati nazionali sono abbastanza, come dire, negativi in generale in relazione alla crisi Covid, ma anche in relazione alla nascita di nuove cooperative in Italia. C'è un problema di natalità cooperativa ed è bene affrontarlo direttamente, cercando di sperimentare anche modelli nuovi di promozione cooperativa. I bandi di Coop Startup hanno dimostrato nel tempo, penso, in vari territori riuscire a raggiungere un risultato importante, cioè portare la forma cooperativa all'interno di mondi, di luoghi, di gruppi di persone che probabilmente non avevano un'idea di impresa, ma che non avevano pensato alla forma giuridica della cooperativa per realizzare la loro idea di impresa. Oggi il movimento cooperativo su questo ha degli elementi di debolezza, e noi come Coop Fund,
siamo uno strumento, insomma, a disposizione del movimento cooperativo, abbiamo scelto strategicamente di investire sulla promozione in questa dimensione. Nel tempo sono nati 26 progetti Coop Startup a livello nazionale. In questo momento sono in corso 5 progetti in varie regioni del paese, e ce ne sono 2 in fase di realizzazione. La cosa importante, io penso che poi noterete nel tempo con l'avanzamento anche dei lavori di Coop Startup, qua con i microfoni abbiamo sempre un problema, microfoni accesi, disattivo io l'audio, sono diventato bravo a disattivare l'audio ogni volta che si parla. Dicevo, la cosa importante che noterete nel tempo è il valore, la forza dei partner del progetto nel garantire la costruzione di quella rete di relazioni che poi si andrà a consolidare nel tempo, anche dopo la realizzazione del progetto. Oggi Coop Startup a livello regionale e nazionale ha attivato rapporti con quasi 160 partner, università, centri di ricerca, camere di commercio, regioni, che hanno contribuito attraverso progetti specifici a supportare Coop Startup e la promozione cooperativa. È un elemento di valore che voglio sottolineare, perché è la ricchezza anche che produce al sistema Lega Coop un progetto come Coop Startup. Prima giustamente il Presidente Rizzi ricordava un tema fondamentale: non è importante solo cercare di costruire la promozione e quindi le condizioni per promuovere l'impresa cooperativa, ma una volta che un'impresa cooperativa nasce è importante anche accompagnarla e sostenerla in quella fase di crescita. Nel tempo Coop Startup si è strutturato anche in una dimensione di ruolo di Coop Fund a sostegno quindi non solo della fase di promozione legata al bando, che penso dopo verrà illustrato da chi mi seguirà fra i relatori di questa giornata, ma abbiamo strutturato nel tempo appunto oltre a vari strumenti, insomma, di formazione e di training costante con i gruppi di progetto selezionato, anche forme di accompagnamento che spesso strutturate in collaborazione con le leghe Coop territoriali accompagnano nei 3 anni successivi alla Costituzione le cooperative neocostituite. È un processo fondamentale, è un accompagnamento che deve vedere lavorare fianco a fianco il territorio, la Lega territoriale e anche il fondo nella dimensione del supporto che può dare sia in termini finanziari, non solo con il contributo a fondo perduto, ma anche con la possibilità per queste nuove cooperative di avere poi accesso ai finanziamenti di Coop Fund o alle opportunità o ai prodotti che Coop Fund mette a disposizione. Non la faccio troppo lunga, ma volevo sottolineare come il fatto che Coop Fund sia un progetto strategico sulla promozione cooperativa ci ha messo nelle condizioni di costruire una rete di relazioni, anche un sistema organizzato sia nella fase di elaborazione del bando che nella fase poi di accompagnamento, che ha creato una sorta di ecosistema a favore della promozione cooperativa, che penso sia diciamo così l'elemento oggi necessario. Dopo chi mi seguirà, oltre a presentare il bando, illustrerà e rappresenterà anche il ruolo nello specifico di alcuni strumenti che, sostenuti anche da Coop Fund, garantiscono gli altri pezzi che mancano alla costruzione di una cultura cooperativa, cioè la costruzione di una cultura finanziaria di supporto alla nascita delle nuove cooperative, che facciamo attraverso anche varie finanziarie di sistema o strumenti che cercano di mettere nelle condizioni le cooperative o le neocooperative di avere accesso al mondo della finanza, e strumenti che sono stati costruiti in collaborazione col mondo universitario per favorire la formazione, la crescita, la diffusione della cultura
cultura cooperativa. Sono le varie forme attraverso le quali Coopfond mette a disposizione le risorse generate dalle cooperative con il 3% dei loro utili per strutturare una politica di promozione più complessiva che è, anche alla luce dei numeri che abbiamo di fronte, oggi un elemento strutturale, vitale, strategico per tutto il mondo Legacoop. Penso, immagino, non voglio anticipare i risultati, ma però insomma ormai c'è un dato consolidato, ci sarà un discreto successo in termini di partecipazione al bando, con qualche, penso, anche sorpresa, quello che stiamo vivendo anche in questi mesi in relazione alla partecipazione ai bandi Coop Startup e anche alle idee di impresa che vengono presentate, spesso originali e molto orientate ai temi dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030. È uno dei temi del bando, ma quello che stiamo notando è che appunto c'è una propensione molto forte di neo futuri imprenditori cooperativi a costruire, pensare progetti di impresa orientati alla sostenibilità e all'impatto. È una delle linee strategiche che sta perseguendo anche in questo caso il fondo ed è una delle linee strategiche nel riposizionamento del mondo cooperativo che complessivamente Legacoop sta seguendo, e quindi penso che orientare al riposizionamento sulla transizione digitale, sulla sostenibilità, anche questo Coop Startup sia stato sicuramente una scelta azzeccata. Quindi complimenti a chi ha avuto il coraggio di fare questa scelta in un momento difficile. Il fondo è uno strumento che vuole essere utile al sistema cooperativo. Speriamo anche in questo caso di essere uno strumento utile non solo nel supporto che il fondo dà nella realizzazione della piattaforma del bando e nel supporto alla realizzazione complessiva di tutto il bando e poi anche alle cooperative neonate, ma in generale a supporto della promozione cooperativa che Legacoop Veneto vorrà costruire nei prossimi anni. Grazie veramente a tutti e complimenti, ripeto, non è una scelta scontata. Grazie mille. Allora io procederei proprio con la presentazione del bando, così appunto decliniamo per il territorio il bando. Allora, condivido un attimo lo schermo. No. Anche se io sono diciamo l'organizzatore dell'evento e fatto sta trasmettendo interamente vado su un altro computer. Esatto. Ok, mi fate cenno se si vede, se è tutto a posto, perfetto, ottimo. Allora, come abbiamo detto, questo bando, che è un bando realizzato da Coopfond, è un format nazionale, viene declinato quest'anno anche per il territorio veneto. Come promotori, oltre a Coopfond e Legacoop, abbiamo Genera Imprese e Coop Alleanza 3.0, ma ci avvaliamo anche di tutta la rete di cooperative del territorio a supporto di queste nuove imprese. In particolar modo abbiamo questi partner che ci danno particolare supporto con servizi, strumenti, competenze e le loro relazioni che sono l'Università UAV di Venezia, in particolar modo l'Ufficio Trasferimento Tecnologico, Territorio e Innovazione dell'Università, la Fondazione Università Ca' Foscari, che è già partner per un altro progetto che è Copper Manager, che è un percorso di formazione per i quadri delle nostre cooperative associate. E quindi abbiamo i docenti di Ca' Foscari tramite questa collaborazione, Generazioni Legacoop Veneto, che è il network dei giovani cooperatori, Ipernova, che è una delle nostre cooperative associate che si occupa di soluzioni digitali per le imprese, e come ho detto in precedenza il MUEC, il Master in Economia della Cooperazione dell'Università di Bologna, che è uno degli strumenti principali di cui Legacoop si avvale per la formazione
dei propri imprenditori cooperativi. Allora, chi può partecipare a questo bando? Possono partecipare sia gruppi composti da almeno 3 persone che abbiano un'idea imprenditoriale, che vogliano costituirla in cooperativa, con sede sia legale che operativa in Veneto, oppure anche imprese già esistenti, quindi cooperative, però che siano nuove, quindi costituitesi a partire dal 1° gennaio 2020, sempre con sede in Veneto. Non abbiamo identificato degli ambiti settoriali specifici, quindi qualunque tipo di idea può partecipare al bando, può fare domanda per la partecipazione, però abbiamo identificato alcune premialità. Le premialità sono 3 e sono per i gruppi o le cooperative che abbiano come maggioranza dei partecipanti persone di età inferiore ai 40 anni, quindi in qualche modo premiamo la giovane età. I progetti che abbiano un'attenzione agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, quindi obiettivi di sostenibilità, come diceva prima il direttore Gamberini, è sicuramente una delle linee di sviluppo principali, quelle della sostenibilità, e i progetti che permettano l'introduzione di innovazione all'interno del sistema cooperativo. E a questo proposito c'è anche una sorta di premio in qualche modo speciale per questo tipo di progetti. Comunque sicuramente queste 3 caratteristiche daranno un maggior punteggio nel momento in cui ci saranno le valutazioni delle varie idee. Il percorso, ho indicato qui brevemente quale sarà il percorso. Allora, a partire da oggi e fino al 31 maggio è aperta la candidatura per la partecipazione al corso. È già attivo online all'indirizzo www.coopstartup.it/Veneto la piattaforma dedicata al bando Veneto. È possibile attraverso la piattaforma iscriversi e inserire la propria idea imprenditoriale. In questo modo, appunto, i partecipanti prenderanno parte al bando. Tutti quelli che si candideranno in questo modo avranno la possibilità, sempre tramite la piattaforma, di seguire un corso online, che è questo 10 Steps and Go, che è un corso che permette di ottenere le conoscenze, le competenze di base per la creazione di una startup. Sempre tramite, in seguito a questo corso, quindi i candidati potranno presentare sempre entro il 31 maggio la propria idea imprenditoriale in modo rielaborato e quindi un pochino più strutturato. A giugno avremo la fase di valutazione con una commissione e saranno selezionati i progetti che otterranno un punteggio minimo. Quindi ci sono dei criteri, i 3 premianti che abbiamo indicato, ma ce ne sono degli ulteriori. I progetti che otterranno un punteggio minimo passeranno alla successiva fase. La successiva fase è quella che si svolgerà tra luglio e settembre ed è la fase di formazione, ma anche di coaching, quindi di consulenza, periodo di formazione e di consulenza che porterà la semplice idea imprenditoriale a diventare un vero e proprio progetto di business e quindi a riuscire a realizzare un proprio business plan. Entro il 30 settembre i candidati presenteranno quindi il proprio business plan strutturato e una presentazione del progetto tramite un breve video non professionale tramite la piattaforma. Ad ottobre l'ultima fase, che è quella di valutazione dei progetti di impresa, e da questi progetti partecipanti verrà creata una graduatoria e i primi 3 classificati, diciamo, avranno diritto ad un premio. A novembre ci sarà la comunicazione dei vincitori e da lì i candidati avranno a disposizione 1 anno di tempo per costituirsi in cooperativa.
Lo ricordo ancora una volta, il periodo per la domanda, la partecipazione al bando parte da oggi e si chiude il 31 maggio. Quali sono i premi? Per tutti i partecipanti l'accesso gratuito al programma di formazione iniziale e l'accompagnamento alla costituzione di una cooperativa, anche se non si sarà selezionati nel caso in cui si decida di proseguire un percorso in tal senso. Chi invece supererà la prima selezione potrà partecipare, questo è un aspetto molto importante indipendentemente dal premio, potrà partecipare a tutta quella formazione e consulenza gratuita che li porterà a realizzare il proprio business plan, quindi passare da una semplice idea ad un vero e proprio progetto. Per i primi 3 gruppi, quindi o neocooperative, quindi per i vincitori, c'è l'accompagnamento alla costituzione in cooperativa, un contributo a fondo perduto di 9.000 euro per singolo progetto e l'accompagnamento per i 36 mesi successivi alla costituzione della cooperativa, quindi per tutto il periodo di start-up. Ci sono delle ulteriori opportunità per chi fosse interessato e ci saranno che sono alcuni prodotti di Coop Fund, quindi alcuni benefici e alcuni finanziamenti previsti da Coop Fund. Nel caso in cui il progetto sia di particolare interesse da un punto di vista innovativo, sia di prodotto che di processo, ci potrà essere un intervento in capitale di Genera fino a un massimo di 20.000 euro per singola impresa, e la possibilità per chi fosse interessato di usufruire a canoni agevolati di spazi all'interno della sede di Lega Coop Veneto, sempre per i successivi 36 mesi alla costituzione della cooperativa. Ecco, quindi questo è il percorso da seguire e le premialità previste. L'indirizzo è quello che vi ho indicato ed è quello della piattaforma, e l'indirizzo email, anche questo attivo da oggi, che è appunto veneto@coopstartup.it, è quello utile a richiedere qualunque tipo di informazione. Eccoci. Allora, interrompo la condivisione. E se siete d'accordo, se Pierina Dalcin è disponibile, io passerei la parola ai promotori, e quindi appunto a Pierina Dalcin, che è consigliere d'amministrazione in Coop Alleanza 3.0. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, spero riusciate a sentirmi. Ho tenuto spento anche la video perché purtroppo ho difficoltà di collegamento. Mi sono persa l'intervento iniziale del presidente di Lega Adriano proprio per queste difficoltà. Mi scuso, ma spero di non ripetermi eventualmente in alcune considerazioni già fatte. 2 parole per riassumere, per chi magari è collegato e non conosce la nostra realtà cooperativa. Coop Alleanza è la più grande cooperativa di consumo d'Europa, con oltre 2 milioni di soci. Siamo presenti in 12 regioni con più di 400 punti vendita e siamo presenti sull'intero territorio del Veneto, ad eccezione della provincia di Verona. Credo che sia importante sostenere per la nostra cooperativa questa iniziativa. Peraltro c'è con noi collegato Gamberini, Simone Gamberini, il direttore generale di Coop Fund, che da circa un anno, da poco meno di un anno, lavora con me all'interno del consiglio di amministrazione di Coop Alleanza 3.0. Io credo che queste iniziative abbiano il merito di accompagnare nuove idee imprenditoriali da realizzare in forma cooperativa e che sono particolarmente rivolte agli ambiti già ben evidenziati nel bando, ma la cosa che ci piace più sottolineare è che la particolare attenzione sarà rivolta al mondo dell'imprenditoria cooperativa giovanile, e a me piacerebbe anche sottolineare, spero ci sia anche una cooperazione al femminile.
È forse superfluo sottolineare che questa iniziativa assume un valore ancora più importante inserita nell'attuale contesto di grandi difficoltà causato dalla pandemia, ma che potrebbe comunque rappresentare uno stimolo se questi progetti potessero poi trovare altro sostegno e sviluppo con l'accesso ai fondi previsti dal Recovery Plan. Sottolineo come l'attenzione della cooperativa verso questi progetti ben si inserisca nel contesto del lavoro che Coop Alleanza 3.0 sta promuovendo con il coinvolgimento della base sociale attraverso gli organismi di rappresentanza per la revisione del sistema valoriale su cui si basa l'attività della cooperativa, che riguardano i principi, i valori, la missione e tutto sommato con un'ambizione che speriamo poi si concretizzi di essere anche un veicolo di innovazione rivolto anche al resto del sistema della cooperazione. L'augurio quindi è che l'adesione a questo bando sia un'adesione importante sia in termini numerici, ma in particolare sotto il profilo della qualità, e che questa iniziativa possa anche rappresentare un esempio concreto di innovazione e di ripartenza di cui tutti penso condividiamo la pressante necessità. Mi complimento quindi con Lega Coop per il lavoro che ha avviato, che lo ritengo particolarmente importante per il nostro territorio. Ringrazio quindi vivamente il nostro presidente Rizzi e chi insieme con lui sta lavorando su questa iniziativa, augurando un buon lavoro e un successo soprattutto per quelle che saranno le iniziative delle nuove cooperative. Grazie. Grazie a te e grazie a Coop Alleanza 3.0 per il sostegno a questo bando. Lascerei adesso la parola al professor Flavio Del Bono. Eccomi, Eccoci. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Sì. Allora, buongiorno Laura, vedo che gli ex studenti MUEC hanno fatto carriera, di questo mi compiaccio, grazie dell'occasione, dell'invito. Credo sia molto condivisibile l'orgoglio del presidente Di Adriano, perché lo sottolineava bene Simone Gamberini, direttore generale di Coop Fond. Occorre un bel po' di coraggio in questa fase a rilanciare, nel senso che è una fase storica in cui è già molto difficile mantenere, e quindi startup per definizione è qualcosa che si aggiunge, che sfida, no? Quindi occorre del coraggio. Sono molto contento come direttore del MUEC di far parte sia dei partners, diciamo, scientifico-accademici, ma soprattutto come un componente di quello che mi pare di capire convincentemente sia un disegno più complessivo, di cui startup è come dire, una risorsa, un'occasione, un'opportunità rilevante. Lega Coop Veneto è ormai uno dei principali bacini di utenza del master, stabile, proficuo, quindi quando riguardiamo ogni tanto, e lo rifaremo ancora meglio nei prossimi mesi, gli ex alunni e la provenienza, la composizione, perché incidentalmente stiamo festeggiando, come dire, a porte chiuse ancora purtroppo, i 25 anni del MUEC, o MUEC complessivamente, o il ventennio del MUEC come master, perché prima c'erano stati 6 anni di corso di perfezionamento, e soprattutto negli ultimi anni insieme all'Emilia Romagna e il Veneto, in particolare Lega Coop Veneto, che, come dire, crede in questo master con l'aiuto di Coop Fond e di altre forme di sostegno, a volte direttamente dalle cooperative stesse. Rappresenta una porzione importante delle nostre classi, e quindi per me è sempre un piacere partecipare a occasioni
extramuros purtroppo virtuali, come già è accaduto in altre occasioni. Ci sono un paio di osservazioni che trovo, come dire, implicite o che mi vengono suggerite dalla vostra iniziativa. Una ha a che fare con la parola resilienza, di cui, come spesso succede, quando entra nel linguaggio corrente si finisce a volte per smarrirne il significato originario, no? Diciamo, a volte mostriamo, ognuno a modo suo, che le cooperative sono più resilienti di altre formule organizzative imprenditoriali. Me ne sto occupando anche a livello di ricerca con alcuni colleghi, statistici e altro, quindi confido nei prossimi mesi di dare un po' più di rigore e corpo a questa valutazione, a questa a volte impressione. Ma mi preme sottolineare che almeno dal punto di vista economico, resilienza è fatta di due cose e come tale deve essere misurata. Resilienza, sapete che non è un termine che viene generato nelle scienze sociali, la parola entra nel linguaggio dall'ingegneria, no? La resilienza dei materiali a uno shock, poi dopo si è estesa a tante altre discipline, dalla ecologia per parlare di resilienza dei sistemi ambientali, alla psicologia come termine opposto alla fragilità quando si parla di persone, e poi alla resilienza dei sistemi. Sapete, i sistemi possono essere di qualsiasi tipo, adesso non interessano quelli socio-economici evidentemente, e quindi studiare, come sto facendo con altri, la resilienza cooperativa è un aspetto importante, credo, no? Anche e soprattutto per chi guida ai vari livelli il movimento cooperativo nazionale, locale o le sue articolazioni anche settoriali. Dicevo, la resilienza è fatta di due cose, è fatta di capacità di attutire gli shock, quindi diciamo di ammortizzare nella fase di caduta, quando il PIL scende, per intenderci, e anche l'altra faccia è, per usare un termine caro a livello nazionale, il recovery, cioè quanto ci si mette e come si arriva quantomeno ai livelli precedenti, perché no, anche di più. E abbiamo degli elementi per ritenere che sia nella discesa attutita, sia nella risalita accelerata, la cooperazione possa fare più e meglio di altre forme organizzative. E questo sarebbe un aspetto importante per non solo rivendicazioni, diciamo, di natura sindacale, ma anche e soprattutto per comprendere ancora meglio come le cooperative funzionano. Ora, io vedo il vostro progetto, a cui faccio tutti i miei migliori auguri, cioè di startup, anche e soprattutto come un propulsore della seconda accezione del termine resilienza, cioè nel senso che la caduta è già avvenuta nel 2020 e in parte nel 21, ma soprattutto, diciamo, se dovessimo datare lo shock, così come in occasione della crisi finanziaria, lo shock fu nel 2009, anche se Lehman Brothers è fallita nel 2008, perché è nel 2009 che il PIL italiano cala del 5%, cioè la più grande riduzione dopo la guerra, e questa volta addirittura abbiamo quasi raddoppiato, perché il PIL è calato di circa il 9% a livello nazionale, quindi uno shock ancora più grave. E quindi sarà interessante, e sono fiducioso sulle conclusioni che ovviamente al di là della loro circolazione scientifica secondo me devono diventare conoscenza comune all'interno e soprattutto delle grandi organizzazioni cooperative come siete voi, come Lega Coop, come Lega Coop Veneto, come Coop Fondo, che sono sicuro sarà interessata a vedere questi dati, questi risultati, e soprattutto nella fase, diciamo, no? Finita la discesa, se e come si risale, e ovviamente le start-up in questo senso, forse solo perché devono nascere adesso o sono neonate, non possono che contribuire alla risalita, non potevano ammortizzare la discesa, dato che, come il vostro bando richiede, se già esistevano devono essere dei babies, cioè nati non prima di gennaio. Quindi, come dire, da una parte vedo questa opportunità utilissima al recovery, come dire, dall'interno, senza aspettare
necessariamente le risorse del Next Generation. E secondo, apprezzo molto che sia parte di un disegno più complessivo, come spesso purtroppo invece non accade, cioè non è un episodio, ma fa parte di un disegno, di una strategia, che vuol dire che c'è una visione, che anche a livello nazionale la presenza del direttore Gamberini lo giustifica, la presenza di Alleanza 3.0, come dire, dei grandi soggetti, dei grandi partners del movimento cooperativo Lega Coop, in questo caso, mi lascia ben sperare, no? Nel senso, anche e soprattutto per ribadire e rivalorizzare con strumenti anche nuovi, no? Cioè antichi principi con strumenti nuovi. Questo, come dire, come dice qualcuno, fondarsi sulla tradizione non significa custodire gelosamente le ceneri, ma significa rinvigorire, rinfocare le solidissime basi su cui il movimento cooperativo ha costruito una storia così importante. Ho parlato più del dovuto per essere un saluto, ho fatto anche la rima, quindi vi ringrazio ancora, mi scuso, saluto tutti gli amici e conoscenti che mi hanno preceduto. Mi spiace di non poter restare, ma ho lezione e quindi non potrò sentire lo sviluppo. Vi auguro, come si dice, ogni bene e sono sicuro che avremo altre occasioni anche in tempi ravvicinati, magari in presenza, per rinsaldare questa partnership che ci rende così orgogliosi. Molte grazie. Grazie mille a lei, professor Del Bono, anche per aver colto il senso di questo progetto. Grazie. Grazie a voi. Lascio la parola adesso a Dario Montalbetti di Genera. Sì, buongiorno. Eccoci. Buongiorno a tutti. Eccomi. Lascio a te l'incombento di presentare Genera. Grazie, grazie. Allora, io cercherò di essere brevissimo, anche per come dire, non mettere troppa carne sul fuoco. Diciamo, proprio parlando di coraggio, ecco, Genera forse è l'espressione, forse una delle ultime espressioni, recenti espressioni di scelte di coraggio che è stato fatto all'interno del mondo cooperativo. È una società per azioni, è nata da circa ormai 3-4 anni, con uno scopo preciso, nel senso che è una società che cerca di dare risposta a una domanda: quanto l'innovazione possa sposarsi all'interno del mondo cooperativo. Tendenzialmente questa società nasce proprio sul bisogno di poter avvicinare il settore cooperativo a tutto quell'ecosistema dell'innovazione che per una serie di motivi diversi spesso ha guardato la cooperazione con uno sguardo magari, non dico disinteressato, ma poco curioso. Adesso qui non sto come dire, a elencare i motivi, sono migliaia, in alcune case le cose succedono, però nel senso che il tema qua è un altro. Noi abbiamo settori cooperativi particolarmente diversificati, grandi cooperative dove l'innovazione risiede all'interno, dove la capacità anche di poter investire sull'innovazione è molto più facilitata, ma il contesto generale del nostro mondo cooperativo, cioè quello delle piccole e medie imprese, ancora adesso ha difficoltà ad accedere a questi processi di innovazione, determinata dal fatto anche dalle dimensioni, dagli investimenti economici che questo obiettivo porta. La costituzione di questa società di carattere finanziario, perché Genera è una società che fa partecipazione in capitale, cerca di rispondere in parte a questo tipo di problematica. Fate conto che questa società nasce in Lombardia, nasce a Milano, dove in teoria, adesso non mi permetto di parlare della Regione Lombardia, della situazione della Regione Lombardia, però dove in teoria la presenza di università, diciamo, di occasioni dove l'innovazione è uno degli elementi fondanti, spesso se guardiamo nella Camera di Commercio la lista delle imprese e delle start-up innovative che vengono aperte all'interno di questo contesto, raramente, molto raramente, si trova una forma giuridica in forma cooperativa. Allora, quello che noi stiamo facendo, diciamo, ha due canali. Un canale più prettamente economico-finanziario di assistenza, quindi nel senso che
Noi siamo partecipati anche dal fondo mutualistico, qua rappresentato da Simone, che ringrazio ancora adesso, approfitto di ringraziare ancora CoFund anche per, come dire, per aver creduto in questo progetto. Quindi, come vi dicevo, ha questi due elementi, un elemento finanziario, un elemento invece di come dire, costruzioni di reti, costruzioni di collaborazioni con tutto quell'ecosistema che parla di innovazione, quindi a partire dalle università, con gli acceleratori di impresa, con gli hub, con i coworking, con tutto quello che può essere elementi di innovazione che possono essere poi riportati all'interno del mondo cooperativo. Ma qual è l'obiettivo? Non è solo quello di come dire, facilitare l'apertura di cooperative che abbiano come caratteristica il tema dell'innovazione, cioè certamente è uno di questi, ma questo è uno degli elementi che anche lo stesso CoFund, che Coop Startup come iniziativa fa, e anche gli altri strumenti finanziari seguono, ma è anche quello di identificare magari soggetti di impresa non cooperativi che però presentino elementi di innovazione molto interessanti che possano essere trasferiti all'interno del mondo della cooperazione per, come dire, per ibridare, adesso uno di quei termini che magari negli ultimi tempi vengono spesso utilizzati, cioè ibridare le imprese, le nostre imprese, il settore cooperativo verso processi sia industriali che cioè non solo processi di prodotto ma anche di processo, innovativi attraverso cui, come dire, aiutarli a posizionarsi sul mercato in una maniera più competitiva e più, diciamo, vicina alle trasformazioni di cui noi siamo protagonisti. Quindi questo mix tra la finanza e la conoscenza e la relazione ci permette nel corso del tempo, ci ha permesso nel corso del tempo di costruire iniziative anche promozionali di conoscenza che hanno permesso di introdurre la cooperazione all'interno di questi contesti. Poi è chiaro che ci sono contesti territoriali diversi, nel senso che in alcuni territori questa fase magari è più avanzata, in altri meno, ma il nostro compito tendenzialmente è questo. Siamo nati all'interno, come vi dicevo, del mondo della cooperazione lombarda, diciamo, alcune cooperative sono soci, i soci fondatori di questa società sono alcune cooperative lombarde, tra cui Coppa Lombardia, per esempio, parlando di Coppa Alleanza 3.0 e qualche altra cooperativa, insieme al fondo mutualistico. Da questo percorso però la società ha cominciato a operare su territori diversi, tra cui recentemente abbiamo avuto la fortuna di incrociare Lega Coop Veneto e da qualche mese la cooperativa Luzzati è diventata socia della società e quindi a partire da questa iniziativa la nostra società comincerà a operare anche all'interno del contesto veneto. L'idea è quella di poter diffondere, quindi di integrare le relazioni tra le associazioni, le società di sistema, la nostra società e tutto questo contesto che vi ripeto che è quello dell'innovazione, quello di integrare un processo attraverso cui facilitare questo tipo di generazione di una cooperazione magari un po' diversa, un po' più piccola, cioè magari con un numero non particolarmente elevato. Vi faccio un esempio: noi siamo in attività da 4 anni, abbiamo visionato circa 200 start-up, abbiamo investito in 10 operazioni complessivamente, quindi capite che la dimensione tra il lavoro fatto, la ricerca di quelli che sono dei processi di innovazione che possono essere innestati all'interno del mondo cooperativo e il contesto generale è molto complicato, quindi le reazioni servono anche a facilitare questo tipo di processo ed accelerarlo. Io, come dire, colgo l'occasione quindi per ringraziare anche Adriano e Mirko e Laura, che oltretutto diventa neoconsigliera di Genera, e ringrazio tutti per avermi ascoltato. Grazie. Ah, ecco, scusa, un'ultima cosa. Nell'elenco delle cose, diciamo, della partecipazione di Genera Coop Startup è vero che è stato indicato una cifra particolare, ma la realtà è un'altra.
non lo dico perché dobbiamo fare, come dire, marketing di questa società, ma il tema qual è? È che ove ci sia interesse, cioè ove l'idea cooperativa che verrà presentata all'interno del contesto di questa iniziativa sia particolarmente interessante. Questo non vuol dire che c'è un limite nell'investimento. L'investimento potrebbe essere diverso, potrebbe essere anche un investimento immateriale, cioè quello di magari portare quell'idea, quel gruppo di lavoro, le persone stesse magari a relazionarsi all'interno della rete complessa che noi stiamo costruendo nel corso del tempo, attraverso cui moltiplicare magari le occasioni non solo di investimento ma anche di occasioni di crescita e di partecipazione all'interno del contesto nel quale noi lavoriamo. Quindi il nostro ruolo tendenzialmente non è solo quello, vuole non essere non solo quello finanziario, quindi come dire, lo dico perché il tentativo anche è proprio quello di poter fare questo tipo di processo non solo con le cooperative nascenti ma anche con le cooperative che già operano all'interno del contesto associativo. Grazie e mi taccio e grazie ancora. Ecco, grazie Dario. Vedo che mi segnalano, scusami, puoi chiudere l'audio per cortesia? Che mi segnalano che non funziona il link della piattaforma, perdonate, la tecnologia alle volte ci è avversa e verifichiamo immediatamente e lo attiviamo. Ok, allora, nulla, non mi resta che ringraziare tutti quelli che hanno preso parte a questa presentazione. Mi sembra di capire che sia stato colto il senso e il valore di questo bando, l'intenzione, in particolar modo in questo periodo. Noi restiamo a disposizione all'indirizzo mail indicato per qualunque tipo di informazione, soprattutto ovviamente per i partecipanti e nulla, se non ci sono ulteriori interventi e domande, chiuderei qui la giornata. Perfetto, allora ringrazio tutti della partecipazione e in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie. Arrivederci, in bocca al lupo. 10.